Era un po' delusa perché qualcuno ovviamente nel frattempo è andato via. Cosa mi hai detto dietro le quinte? Che c'era poca gente. Adesso ce n'è un pochino di meno perché si avvicina l'ora di pranzo. Sai cosa succede? Qua ci sono le scuole, i pullman arrivano, poi quando è il momento si allontanano. Però intanto ho visto Stefano Di Franco in giro con la sua regia, quindi a te ti riprende, anche a te è questo momento, ci vedrà molta più gente a casa, va bene? E se non bastasse io vi invito anche nella mia trasmissione così vedrai quanta gente ti vede, ok? È patto fra noi? Perfetto, e anche fra noi due. Quindi un applauso per queste due donnine della tradizione. Come? Non ho capito. Non siamo donne, siamo bambini. Vabbè, siete donne in prospettiva, lo diventerete crescendo, no? Tu c'hai una lingua, di dove sei? Di Ozieri, complimenti, eh? Ah, ma io non vorrei essere il tuo fidanzato quando sarai grande, perché con te litigherei spesso, lo sai? No, non penso. Però è un bel sorriso, mi innamorerei sicuramente, va bene. Allora noi siamo pronti, Paolo ci sei? Come vedete l'energia non manca, il temperamento e la grinta e adesso verrà fuori proprio... Cosa canti tu? Io sono Mia Mia, di Maria Teresa Cau. Quindi un grande omaggio a una grande interprete. E tu invece cosa canti? Addio, buonasera di Leonardo Gabiccia. Perfetto, e allora noi vi ascoltiamo dopo avervi applaudito. Addio e buonasera.
visto Sara, poi alla fine, quando una cosa è bella, anche chi magari era andato un attimino a prendere un tramezzino è rientrato per applaudirti. Sei contenta? E tu? Sì. Perfetto. Allora io voglio davvero ringraziare perché li ho visti qua vicino, Tino Bazzoni, Nino Manca e Costantino Doppio, che insieme vanno messo al mondo anche artisticamente, va bene? Un applauso forte, bellissimo momento, anche per la simpatia dei protagonisti. Ci stiamo avvicinando pian piano